il numero 24 Anastasia Capranova, il libero Adelina Ungureanu, il libero è il nostro capitano Ilma Sirresi, in panchina il nostro servizio Cuneo signorile. Toccato l'attacco Cuneo e il nono punto. Vai out Cuneo con Bravilla. Pallone che carambola in campo per un signorile. Bartolini si chiude qui. 25-18 nel finale del primo set al cambio di campo. Perugia avanti 1-0. Col servizio Perugia, la battuta di Maria Irene Ricci. A tutto braccio l'attacco di Mariana Brambilla per assegno l'attacco di Agnese Seconello, breakpoint Cuneo a Bartolini. Contesa vincente sotto rete per se si chiude qui
fischiato il fallo, invasione aerea sull'attacco di Bartolini. Primo punto Cuneo. La palla di Gottson. Servizio di Faiba Codimo. Lungo l'attacco Perugia e sale a 11. La onda Olivero Cuneo. Fuori il pallone attaccato da Perugia e allora è parità 15-15. Brambilla pose questo pallone al centro del campo, 21-20. Tutto Alexandra Gricca e su Perugia 3-0 Perugia batte Cuneo 3-0. Applausi. Superando sia nella gara di andata che in quella di ritorno Cuneo per 3-0. Vi ricordiamo che nella prossima fase Perugia giocherà contro la squadra che uscirà sconfitta dal quarto di finale dei playoff scudetto fra Novara e Chieri. La gara di andata si giocherà qui al Palabardo Energy, molto probabilmente sabato prossimo 22 marzo. Vi invitiamo comunque a seguire gli appuntamenti attraverso i social per conoscere esattamente il programma. Intanto però Perugia passa il turno. Il gioiello del lineare salto consegnato da Claudio Umbrito di SEA, partner ufficiale di Bando Cinema e Cinestauri Perugia, ad Alexandra Gricca.